Il Veneto è una delle regioni dove mi auguro alle prossime elezioni ci sarà una grandissima risposta. È determinato a passare all'incasso alle prossime elezioni regionali l'europarlamentare Roberto Vannacci, che alle scorse europee ha raccolto in Veneto 75.000 preferenze. Osannato e contestato a Venezia come nel resto d'Italia, il generale rischia di essere un elemento dirompente alle urne, a discapito non solo degli avversari politici, ma anche del centrodestra e della stessa Lega Veneta. Risponde così alla domanda se alle regionali si candiderà. Per qualcuno sarebbe un incubo, ma non è ancora stato deciso. Se mi candiderò o no, vedremo insieme tutte quelle che saranno le strategie e le tattiche per fare in modo che in Veneto raggiungeremo il miglior risultato. Un incubo potrebbe esserlo innanzitutto per quei leghisti che nel territorio non hanno visto di buon occhio la candidatura dell'autore del Mondo al contrario, che resta vago sull'ipotesi di schierare alle regionali in Veneto una propria lista. Non lo sappiamo, sicuramente Vannacci ci sarà, nel senso che Vannacci come esponente della Lega, Vannacci come personalità politica. La strategia resta da approntare, dice, per il momento un suo partito non intende fondarlo, ma di certo non si allinea alla Lega quando si parla di terzo mandato. Visto che mi piace il rispetto delle regole, diciamo che se c'è una regola va rispettata, altrimenti avrebbe dovuto essere cambiata in tempi non sospetti, perché cambiare le regole sotto le elezioni sembra sempre un provvedimento ad personam. Da Conegliano, dai gazebo che chiedono un candidato governatore leghista, il segretario veneto Alberto Stefani si trincera dietro questa risposta quando gli si chiede se con Vannacci aprirà un dialogo. Io sono segretario della Lega, quindi mi occupo di fare le liste per la Lega e di individuare le migliori figure che dal punto di vista amministrativo possano portare il miglior valore aggiunto al mio movimento. Il generale può portare consensi tra l'elettorato, ma malumori tra i militanti, che ritrovato uno slancio identitario in quella che chiamano la difesa della linea del Piave, hanno già raccolto ai gazebo 40.000 firme, tanto che Stefani va oltre. Questo movimento può lanciare una mobilitazione permanente per continuare a raccogliere le firme, ce lo chiedono i veneti. Zaia benedice la chiamata di popolo, anche se difficilmente sarà lui il candidato presidente. Vedo che i cittadini vanno a sottoscrivere, comunque, come si può dire, è anche un'occasione per fare un esercizio di democrazia e di coinvolgimento con i cittadini. Dopodiché vedremo quello che accadrà. Una testata ha lanciato l'idea di Zaia pro governatore. Spero che non sia una testata nucleare, nel senso che, mi scusi la battuta, ne leggo tante. Quello che farò e quando lo farò e come lo farò lo dirò io alla fine.